Nel frattempo oggi il coordinatore provinciale del movimento Noi con Salvini, Giuseppe Di Rosa, ha organizzato una conferenza stampa a Porta di Ponte nel merito di presunti abusi edilizi perpetrati dall'amministrazione comunale nel Palazzo San Domenico, sede del municipio. L'intervista di Irene Milisenda. Il 6 febbraio avevo segnalato alla Sovrintendenza, alla Procura della Repubblica, al comando della Polizia Locale e ai beni culturali di Agrigento, alla Sovrintendenza, che al Comune di Agrigento si effettuavano dei lavori non in regola, senza nessun nulla osta, e nel frattempo il palatenda che veniva montato in piazza Vittorio Emanuele non era in regola perché anche lì necessitava il nulla osta. Mi risponde la Sovrintendenza, preciso che necessita che dia delle date perché altrimenti non ci saremmo. Il 27 di gennaio il Comune emana un proprio documento dove dice che sta rivoluzionando l'interno di Palazzo San Domenico. Palazzo San Domenico, sede del Comune di Agrigento, un palazzo del 1700. Il 27 gennaio lo fa il Comune, io effettuo un mio sopralluogo, si fermano i lavori. Attenzione, i lavori che stavano svolgendosi all'interno del Palazzo San Domenico si fermano. La Sovrintendenza mi dice che l'8 febbraio il personale della Sovrintendenza ha effettuato un sopralluogo e che ha notato che c'erano dei lavori all'interno di Palazzo San Domenico, ma che quei lavori, dopo l'istanza del Comune datata 8, cioè la stessa data della mia lettera, il Comune viene autorizzato in data 9, ossia il sindaco della legalità, e la si sta riportando abbattendo delle case a delle persone che erano abusive, ho sempre detto, per necessità, ossia è un sindaco che tutto sa fare tranne amministrare. Oggi in tutte le piazze d'Italia uno stand per il tesseramento del 2016 Noi con Salvini. Ma è una manifestazione voluta da Salvini e dal segretario nazionale onorevole Attaguile, ex presidente del Catania, siciliano Doc, per il tesseramento 2016. Nasce un unico partito che fino a oggi non esiste perché la Lega si ferma a Roma e da Roma in giù si chiama Noi con Salvini, ma prossimamente nascerà un unico partito, il tesseramento per il 2016 è iniziato e Salvini in settimana sarà in Sicilia, a Vittore e a Gran Michele, ci saranno delle riunioni proprio fatte ad hoc perché per la protezione delle produzioni siciliane, della coltivazione siciliana e si sta impegnando verosimilmente più per il sud oggi che per il nord.